Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Percy, siamo tornati ancora qui su Round 2 Total War e siamo in una situazione abbastanza buona perché ormai la nostra pressione sulla campagna d'Africa, cioè sul territorio africano, è abbastanza grossa. Prevediamo di andare a prenderci Rutubis in questo turno, anche se non lo so, perché ha tanto di difesa, 18 uomini. Vero che sono uomini scarsi, però. E poi abbiamo, va bene, abbiamo Siga che si sta costruendo, la nostra flotta, che è qui nel Mar Mediterraneo, e nella posizione invece della Spagna, nella regione della Spagna, direi che siamo messi abbastanza bene. Vediamo se, ecco, potrei spostare ancora la mia spia, però in realtà no, la lasceremo qui, che va bene qua. E vediamo un po' cosa succede, insomma. Continuiamo la campagna. Grazie come sempre di essere passati di qua. E andiamo sul fine turno. Cartagine si muove. Cartagine ha imbarcato tutti e stava per venire da noi. Io ragazzi ho paura che l'Egitto venga a romperci le scatole a Cartagine. Questo è un problema. I Lusitani intanto ci chiedono un trattato di pace con 8300. Allora, vediamo. Accetto solo se diventa una mia strapia. No. Ah sì ragazzi, dobbiamo occuparci della parte nord, eh. Ragazzi, me ne stavo dimenticando. Uh. Loro vogliono fare un attacco fuori dalle mura? Interessante questa cosa. Mamma mia, che esperienza hanno, signori. Sono molti più di noi, allora. Cavalleria sono messi male. Hanno solo 2 unità. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per noi. Sulla fanteria... Ma, secondo me è una buona occasione. La andiamo a combattere. È una buona occasione perché non hanno mura, non hanno posti per difendersi. E poi, essendo così, diciamo, avendo così tanto tiro, loro dalle mura sarebbero stati, cioè comunque dalle mura dall'interno della città, sarebbero stati avvantaggiati. Io avrei dovuto sfondare prima il muro delle loro unità. Invece così, vediamo. Ce la giochiamo. Non so se sarà tanto semplice come battaglia. Adesso andiamo a disporre le unità e vediamo. Allora, la formazione ragazzi che ho utilizzato è questa, un po' più aperta al centro con le truppe che vanno ai lati e la cavalleria che farà questa manovra di aggiramento. Vediamo se ci ho indovinato. Sicuramente quello che dobbiamo fare adesso è occupare questa zona qua comunque, o centrale o un po' più in alto, per non essere proprio in pendenza, anche se in realtà la pendenza è minima. Però vediamo se ci riusciamo, perché non è detto. Intanto spostiamoci con la cavalleria. Andiamo proprio a occupare la posizione più alta per avere visuale sul combattimento. Questo brutto signore lo togliamo. Ok, loro sono qua. Vediamo un po', acceleriamo. Ok, loro sono tutti lì. Mi è rimasta fuori questa unità. È rimasta fuori, vabbè. Adesso la riposizioniamo. E che da dove entreranno i nemici? Allora, potrei anche andare giù e schiacciarli, adesso col tiro. Magari lo facciamo.
Ah, ok, sono lontani loro. Va bene. Allora, se io riesco ad andare a rompergli le scatole con la cavalleria. Vedete che la visione della mappa ci ha dato un ottimo aiuto. Andiamogli subito incontro prima che riescano a unirsi. E portiamo proprio la nostra cavalleria qua per agire da disturbo. Qua devi andare, zio te. Ok, ragazzi, tirate. Ok. Allora, questi partono subito all'attacco. Subitissimo, come anche questi in realtà. Tutti in avanti e anche loro. Ok. Allora, ok, hanno lasciato isolato questa parte qui. Noi subito ne approfittiamo. Ragazzi, quando ci sono queste cose vanno subito fatte. Così ci facciamo fuori questo gruppo di uomini qui. Ah, loro ci tirano, ma non ce ne frega niente. Passiamo avanti e andiamo a prendere questi. Loro probabilmente l'hanno capito. Ci bersagliano, non fa niente. La cavalleria verrà sacrificata, ma guardate qui, ragazzi. Dai, ragazzi, tutti assieme. Teniamo d'occhio la cavalleria, perché... Ok, cambiamo obiettivo. Abbiamo separato questa unità dal gruppo. Adesso ce l'andiamo a fagocitare. Teniamoli impegnati il più possibile, ragazzi, perché più li teniamo impegnati meglio è. Prenderemo un po' di frecce, ma fa nulla. L'importante è fare il più danno possibile. Ok, tanto loro si terranno alla distanza. Ok, ce la stiamo... un'unità ce la stiamo prendendo. Ok, perfetto. Adesso ci togliamo il prima possibile dalle scatole. Dai, però andate via. Ok, togliamoci subito dalle scatole. Ok. Ah, ok, l'abbiamo agganciati. Bene, attenzione a tutti i pilum che ci arrivano. Ok. Adesso stanno arrivando un po' troppe frecce, Ci spostiamo perché adesso ci vogliono fare il paninazzo. Invece noi ci spostiamo. Ok, portiamo tutti in avanti. Guarda, guarda un po' chi sta tornando indietro, che riusciamo ad andare a intercettare. Andiamo avanti. Dai, dai, ragazzi, non cedete però adesso. Non cedete. Dai, dai, riprenditi. Riprenditi. Se no devo far uscire l'unità del generale, Facciamola uscire, va. Ok, si è ripresa, ma potrebbe avere delle problematiche questa unità. Perfetto, questi li abbiamo intercettati. E il mini esercito, ragazzi, abbiamo già praticamente recuperato il dislivello. Ok, noi ci siamo riposizionati. Abbiamo una buona posizione. Portiamo anche il generale. No, no, ragazzi, venite via. Venite verso il generale, che adesso il generale vi copre. No, ho sbagliato. Ho sbagliato a schiacciare tasto, va bene. Cioè, volevo farlo, ma era da fare dopo. Ok, diamogli. Ok, perfetto, abbiamo recuperato queste unità. Venite di qua. Ok, queste sono arrivate. Ok, cioè hanno finito la loro corsa. Niente, abbiamo perso unità di cavalleria. Attenzione, perché adesso si fanno sotto. Allora, portiamo tutti questi dietro la linea. Ok, qua sta succedendo intanto il putiferio. Queste sono unità a piedi. Andare a prenderle. Andarla a prendere. Che adesso voglio prima far fuori questa unità qua di cavalleria, perché mi sta veramente sulle scatole. Ok, si stanno spostando. Cerchio. Ok. Questi cosa cacchio stanno facendo? Giriamoci anche noi. Ok, recuperiamo la posizione. Questi a scudo. Qua, unirsi qua. Ok, vogliono intercettare il mio generale e potrebbero anche riuscirci. Torniamo indietro allora. È forte la loro cavalleria, Pochi ma buoni.
Ok, teniamoci informazione chiusa. Questi sono i legionari un po' più grossi, li portiamo di qua. Che mi sa che questo è il lato più scoperto. Ok. Andiamo di così. Cavalleria tosta, eh. Andiamo qui la migliore legione che ci deve parare un attimo le natiche. Intanto che ci riprendiamo. Non è così semplice come partita. Non è così semplice. Ricomponiamoci se riusciamo. Ok, questi hanno finito, va bene. Adesso con questi andiamo in avanti e li accerchiamo. Ovviamente ci facciamo tirare, ma l'importante è iniziare la manovra di accerchiamento. Attenzione, ci hanno recuperato sti infami. Andiamo dentro di qua. Ok, perfetto, li abbiamo sbaragliati qua. Questi perché sono così spavaldi a venirci incontro? Mettiamo qua. Vabbè, questi purtroppo ci prenderanno un po' di frecce, ma fa nulla. Li portiamo in questa zona. Dove cacchio state andando? Di qua. Dai ragazzi, qua vi dovete concentrare. Ok, questi non ho capito perché si sono disposti in questo modo. Va bene. Ok. Si stanno allontanando. Ok, bene. Adesso facciamo fuori anche questi arcieri. Usiamo queste truppe di qua. Andiamo avanti queste. Questa roba qua che questi però stiano facendo il giro non mi piace. Sganciamoli. Fermi voi. Andiamo di qua. Ma anzi, andiamo di qua, va. Andiamo così. Qua dentro. Dai. La nostra cavalleria. Ok, appena fatto fuori gli arcieri. Perfetto. Adesso andiamo dal dietro. Ok, andiamo a prenderci queste. Più che altro queste due qua volevo far fuori però. Vabbè, dai, che la vittoria la vedo già all'orizzonte. Perfetto, questa unità qui se ne sta andando. Ok, dai ragazzi, veloci però, Andiamo a prendere questa. Tu questa. E tu quest'altra in fondo. Ok, questa l'abbiamo sbriciolata abbastanza. Andiamo di qua. Il vantaggio di avere la cavalleria è questo, ragazzi, che ti dà sempre delle soddisfazioni alla fine. Andiamo a prenderci queste unità più deboli. Devo riuscire a intercettarli perché se ritornano in battaglia non è gran cosa. Ok, qui sta collassando. Vabbè, ragazzi, sono anche le nostre migliori unità. Continuiamo a inseguirli. Ok, questi li facciamo tornare. Andate a prendere qui. Poi continuate a correre. Ok. Qua ci spostiamo. Questi sono ritornati in battaglia purtroppo. Allora andiamo da questi. Ok. Il generale continua a rimanere. Porca miseria. Qui c'è un'altra unità fuggitiva e ci vanno loro. Ok.
Non sono messi tanto bene. No, no, qua. Ok, qui li abbiamo sbriciolati. Questi si sono ripresi, ma li andiamo subito a rompere le scatole. Dai, ragazzi. Questi tirano ancora con le frecce. Mettiamo le unità più veloci qua, appunto, appiedate. Ok. Ok, questi li abbiamo presi. Entriamo da qua dietro, sperando che non svaniscano nel nulla e non ci ammazzino il generale. Bene, questi ormai li abbiamo presi. Ok. Ragazzi, forza, spingete però, Bravi legionari anche non veterani, che sono riusciti comunque a svolgere il loro compito. Ok, li abbiamo presi. Adesso tutti qua sul generale. Il generale è spacciato. Ok, la cavalleria sta facendo un buon attacco. Ok, andiamo a prenderci questi qua. Bene, tutti sul generale, bellissimo. Questo è il lato un po' più debole, ma appena ci sbarazzeremo di questi li sposteremo in questa zona e daremo manforte. Qua rischio contatto, ma siamo più veloci. Ok, andiamo qua, colpiamoli dal dietro, poi scendendo dalle dune. Ragazzi, uno spettacolo. Uno spettacolo. Perfetto. Il generale loro è andato e la battaglia è vinta, ragazzi. Battaglia vinta. Si ritirano. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, battaglia vinta. È stata bella questa battaglia qua, Bella, bella, bella. Magari ve la mostro in maniera un po' più bellina. Vediamo. Direi di terminare la battaglia, perché la mia cavalleria non è messa tanto bene. Non ha senso mandarli alla caccia. 444 perdite, ragazzi. E loro 3300, tantissime. Tantissime. Bravi i nostri legionari. Cavalleria ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo nella mappa, ma ci stava. Tutto l'esercito. Bello, bello, mi piace. Mi ha perso ovviamente una cavalleria. Vediamo loro. Fuggiaschi proprio anche dalla città, ragazzi. Io direi di farli prigionieri. Quindi non ho ancora la città, perché loro hanno il porto in difesa. Ok. Ma adesso il prossimo turno le prendiamo. Allora, qua mi dice che ho una ribellione imminente. Andiamo a vedere dove sta. Qua. Rivolte degli schiavi. Ok, ok. Allora, vabbè, qua ci si può mettere d'accordo con questa roba qua. Ad Apollonia, a Tessalonica. Allora. No, vabbè, ma... Scusate, rivolte degli schiavi qua? È l'evento, vabbè, ma non mi interessa. Vediamo la ribellione imminente qui. Va bene, qua ci sta. Vediamo se riusciamo a fare questo cavolo di tempio. Sono 3 volte che sto cercando di farlo, ma... Qui intanto si sono... la Madonna, si sono aumentate tantissime le distanze. Non ce lo dava così lungo. Vabbè. Quale motivo? Non lo so. Ok, condizioni non stagionali. Agente incognito scoperto. Va bene, solite robe. Allora, vediamo qui adesso la situazione. Allora, Rubitis. Io direi che il prossimo giro è nostra. Qui le uniamo perché non ha senso tenerle divise.
e entriamo in città. Ok, guardate ragazzi, li abbiamo polverizzati. Andiamo a fare una risoluzione automatica, direi anche in modalità... No, facciamo equilibrio, così facciamo fuori anche le navi di sicuro. Perfetto, abbiamo preso questa città. Io direi quasi quasi liberarla, perché non me ne faccio nulla di questa città. Voglio solo che sia filo romana, quindi la andiamo a liberare. Eccoli qui i cartaginesi, che preoccupati. Ma siete arrivati troppo tardi. E adesso vi saboto anche l'esercito. Vediamo se fa effetto. No, purtroppo no. Ci mettiamo qui nella zona porto a difesa e ci arrocchiamo. Sarebbe stato forse meglio su quest'altro altopiano, perché siamo un po' in discesa. Però vabbè, abbiamo comunque il fortino. Se ci attaccano non dovrebbero esserci particolari problematiche. I cartaginesi iniziano a... Wow, hanno ancora gli elefanti, i maledetti. Questo è bello grosso come esercito. Va bene, vedremo di dare battaglia. Qui posso reclutare qualcosa. Bireme d'assalto, poca roba. Va bene. Va bene. Perfetto ragazzi, noi avendo liberato questa cittadina abbiamo un'altra tribù barbarica che ci appoggia. Andiamo subito a fare accordo commerciale e a farci dare i soldi. Tutti i soldi. E poi abbiamo già alleanza militare, transito militare. Direi, le proponiamo, loro devono accettare per forza. Che vogliano o non vogliano, noi siamo i padroni di questo angolo di Africa. Direi ragazzi che la campagna d'Africa sta andando più che bene. Cioè è addirittura di arrivo. Questa legione quanto ci impiega? Ancora 3 turni a presentarsi, va bene. Quindi abbiamo 3 turni per recuperare le forze con questa legione. Ora quello che dobbiamo fare è un'azione di contenimento. Tingis l'hanno abbastanza svuotata, sembrerebbe. Magari mandiamo la spia a controllare se riesce a passare il ponte, perché non so se riesce a passarlo, c'è proprio l'unità. Questi quanto sono grossi? Abbastanza direi. Abbastanza, sono anche belli incazzati. Questi qui di unità ragazzi, diciamo queste qua saranno toste. E anche queste mi sa che è la fanteria pesante, cioè la cavalleria pesante. Potrebbero essere problematiche. Allora qui potrei effettivamente pensare di assumere una cavalleria. Ah, non ce l'ho. Però ci sono gli elefanti, ragazzi. Mercenari. Interessante da proporre. Gli elefantozzi. Allora, qui le abbiamo mosse. Qui stiamo fermi. No, qui c'era la spia che doveva controllare. Fatemi vedere dove era finita qua. Ok, era finita qua. Ma comunque in qualsiasi caso devo aspettare questa legione. Non voglio avanzare troppo. Ah, beh, qui intanto ho delle... Ah, perfetto. Ho delle strutture che posso sbloccare. Marmo, ho 10 di marmo, 300 è la ricchezza del commercio locale. O più marmo. No, andiamo a fare la cittadina. Tanto non la voglio fare commerciale questa zona qui. Allora, noi abbiamo la spia. La portiamo. Sì, la portiamo qua. Voglio vedere se ci sono delle truppe. Eccole qua, guardale qua. Ok. Ok, e la facciamo ritornare qua, però passando da qui. Ok, quindi ho delle truppe in questo. Però sembra si stiano allontanando. Sembra che stiano andando verso la capitale. Bisognerebbe prendere Toletum per avere proprio una visione di tutta la zona. Perché qui, meno male, ce l'abbiamo la visione. Ah, qua hanno fatto ancora la flotta. Ma ci manca la visione in questa zona qui. Vediamo, dai, vediamo.
Allora, va bene, diamo un'occhiata a nord, ragazzi. Diamo un'occhiata a nord. Cosa cavolo sta succedendo? Questo è un bel problema. Allora, io avevo portato... qui se ne sono andati. Allora, riportiamola. Facciamo bestemmiare un po' questi, però. Ci sta. La riportiamo qui, ragazzi. Qua, questo è l'esatto punto. Perché non mi fido. Non mi fido di questi, dei cimbri. Cimbri che probabilmente hanno delle altre problematiche. Però li devo andare a tamponare su Coria. E potrei anche tenermela, guardate, Coria, perché potrebbe essere in questo caso adesso un avamposto interessante da tenere. Proprio con una legione di stanza. È chiaro che, allora, se tengo una legione qui per cercare di tamponare la situazione a nord, perché penso che loro... Questi chi sono, scusate? Ah, ok, non sono i cimbri. Perché penso che loro vogliano prendersi queste zone perché sono pressati dagli ceni. Però se riuscissi a riprendere questa città e lasciarci una legione potrei andare in soccorso dei miei alleati. Tra l'altro questi sono neutrali nei nostri confronti. Loro invece sono anche loro neutrali, ancora meno. Mm. Invece prendendo questa città qua secondo me potrei andare ad aiutarli e farei sentire un po' di più la mia pressione. L'unica cosa è che spostare una regione nel nord significa poi non avere nessuna legione di copertura qua. E qui ragazzi se mi attaccano qua mi tagliano completamente le due parti. Devo muovermi a liberare queste tre legioni che ci sono in Africa. Una volta che riesco a buttare fuori Cartagine da qui, tra l'altro ci sono ancora i Geruli. Scusate. Scusate. Ah, sono questi. Sono questi, no? C'è il loro esercito qua che gira. Ok, l'obiettivo è appunto liberare, cioè almeno una legione o anche due legioni su tre e spararle tutte in questa zona. Se riesco a fare questo, una legione la posso dislocare qua, in questa zona qui, perché secondo me mi serve. E questa per forza deve stare nei pressi di Milano, per forza. Non c'è altro da fare, ragazzi, per forza. Fazione in ascesa. Ah, ok, loro. Esatto, sono ancora loro. Va bene. Vediamo, sono curioso il prossimo turno di vedere cosa accadrà. Perché secondo me, giro un attimo la mappa, perché secondo me potrebbe, non lo so, in base a come potrebbe andare, anche questa legione magari, vabbè, potrebbe ripiegare velocemente di qui, nel caso di attacco. Boh, vabbè. Vediamo, dai, andiamo avanti col turno, non perdiamoci in chiacchiere, vediamo cosa succede. Perché il fronte africano, perlomeno la parte dell'Africa dell'Ovest... Ok, loro stanno tornando indietro. Ok. Loro praticamente con queste navi qua si stanno assicurando che lo stretto non venga... Cioè sia loro. Ok, non vogliono... Per ora sembrerebbe che non vogliano passare all'attacco. Sicuramente non si aspettavano l'aggiramento che abbiamo fatto in Africa e questa cosa li avrà sicuramente destabilizzati. Arrivano delle tribù indigene a darci manforte. Partecipa alla guerra contro chi? Contro i cimbri. Sì. Ci chiedono aiuto. Ci chiedono aiuto. Potremmo anche accettarlo, eh. Alta. Vediamo cosa possiamo chiedere a loro.
No, l'unica cosa che posso chiedergli è un pagamento per questa entrata in guerra. Che fondamentalmente è un finanziamento delle truppe. Non ci voglio finanziare. 1.800 moderata, 1.200 moderata. Rifiutano l'offerta. Non ci vogliono dare i soldi. Vabbè, saranno poracci. È che ho troppi fronti aperti, ragazzi, veramente. Allora, assumo delle guardie del corpo, imprigiona l'indagato. Una spia ti avvisa che un politico scriminante sta trama per assassinarti. Assumiamo delle guardie del corpo. Grado aumentato, veterano. Accordo commerciale sciolto. Con chi? Ho paura qualcuno a nord? Aspetta. No, ok. Ci sono ancora i miei alleati, ok, perfetto. Perfetto. Allora, spostiamoci a no... posso attaccare direttamente Coria, ragazzi. Allora facciamolo. Dichiariamo guerra. Tutti contro i cimbri, no. Entro da solo e dichiariamo guerra e prendiamo subito la cittadina. Tanto loro sono pure sleali. Quindi dichiariamo guerra. Anche se questo non gioverà sicuramente a noi, però dichiariamo guerra. Sarebbe bello ripristinare un altro esercito, ma in realtà ci starò io. Eccolo qua. Ok, insediamento preso. Andiamo a fare in modalità... No, facciamo modalità protezione, tanto comunque l'abbiamo vinta. Perfetto. E andiamo a prenderci questa cittadina. E ci mettiamo in pianta stabile a nord. Ok, qui abbiamo una loro legione. Qui abbiamo subito il loro esercito, ma da qui controlliamo il passaggio per Milanum. Per Mediolanum, scusate. Ok. Astuzia. Ok, per le imboscate questa è buona. Capacità di movimento. E assolutamente facciamo questo per il nostro legionario veterano, che segue la legione ormai da tantissimo. Qui intanto si possono ultra curare. Perfetto. A Coria andiamo a tirar giù le strutture. Avete dovuto fare radar al suolo, vabbè. Andiamo a modificare strutture. Ormai ho sbagliato a cliccare. Facciamo... Allora, voglio più ordine pubblico, quindi un bel paese romano. Ok. Sicuramente i nostri alleati non saranno contenti di questa cosa, perché ovviamente questi qua dico perché... No, invece... Ah, perché sono rientrato in guerra, ok. Per quello hanno migliorato le nostre relazioni con noi. Però, secondo me, a loro non gli conviene che Roma metta piede in questa zona e si faccia gli affari loro. Però, almeno abbiamo parato un po' le natiche a questi, perché se no questi qua poi scendevano e venivano qui. Invece adesso ci siamo noi in mezzo a rompere le scatole. Va bene. E... vediamo cosa fare in questo turno. Ah, qua c'è una questione di ribelli da risolvere. Ma non solo, non solo. Devo riportare qui la mia spia, perché io ho visto dei movimenti prima che non mi sono piaciuti. Eccoli qua. Ok. Piccole unità. Sono però sempre sotto la protezione, se no me le andavo a mangiare. Va bene, torniamo indietro. Vediamo. Qui la situazione. Sembrano andati via da qua. Ma adesso vediamo. Facciamoli definitivamente fuori. Anche se mi sarebbe piaciuto vedere una... vedere scendere un po' il malcontento della regione, ma... pace amen. Ho paura che poi si uniscano ai secessionisti per attaccarci in due e non posso permetterlo. Torniamo indietro.
Quanto è? -8, va bene. Faremo questo giochino un po'. Ci aumenterà perlomeno l'esperienza. Adesso vedete, stanno recuperando le truppe, ottimo. Ottimo, ottimo. Qui ci facciamo una caserma di manipoli. Vediamo qua cosa posso reclutare. Ah beh, un po' di cose posso reclutarle. Un po' di uomini. Ci prendiamo legionari veterani, che ci mancano alla nostra legione. Ce ne prendiamo 2 a questo punto. Però prima li facciamo spostare. Facciamo spostare di qua. E ci prendiamo... No. Ah, cavoli, è vero che li ho... Ah, è vero che qua adesso, quando li smonto... vabbè, tanto tutto questo... Ho tutto questo percorso per poterli prendere. Perché, ragazzi, quando noi disbandiamo le truppe sulla Dei, rispetto magari al gioco generale, perdiamo gli uomini. Un po' una cavolata, secondo me, però funziona così. Qui ci facciamo una cittadina, sì, perché ci dà più ordine. E qui ci facciamo più ordine pubblico. Sì, direi che ho un bosco sacro. Influenza culturale latina. Ma facciamoci un altare. Ci dà un bonus +1 alla sicurezza contro gli agenti. Contro gli agenti. Ma in realtà gli agenti a me qua non interessa. Facciamoci un bosco sacro. La nostra flotta rimane sempre qua. Guardate loro come sono arroccati. Non vogliono perdere questa capitale qua. Assolutamente. Allora, vediamo se riesco a bypassarli. Eccoli qua, bypassati, perfetto. Tra l'altro sul loro territorio fanno reclutamento. Strana questa cosa. Allora 20 ragazzi, questo è un grande muro, Cioè anche a comprare legionari. Mettiamo che mi prendo un elefante. Un elefante e una cavalleria. Questo però è un grande scoglio. Non lo so, ragazzi. Non lo so adesso cosa fare. Se prendere i mercenari e attaccarli. Per ora ci rimettiamo in fortifica. Allora io direi finiamo la puntata qua così. Con Roma che prende Coria. E inizia a mettere un vero zampino verso nord. Perché comunque la parte qui della campagna gallica, diciamo che è stata fatta per scendere proprio a livello della Spagna. Invece prendere Coria è già iniziare a mettere uno zampino nelle questioni del nord, secondo me, proprio come interazioni. E comunque migliorare la salvaguardia di Mediolanum, che comunque, ragazzi, Mediolanum, mamma mia, non sta proprio benissimo. Io sto aspettando una sovrappopolazione che non arriva. Che non arriva. E poi direi, e poi diciamo che invece la campagna d'Africa sta andando abbastanza bene. Abbiamo liberato Rutubis, con il quale adesso andiamo anche a commerciare, quindi è buono. È passato a Roma, direi che non è male. L'unica cosa che potremmo fare è, portando la legione in questa zona, adesso finalmente siamo arrivati, entrare con le 2 legioni, lasciare questa legione qua e visto che qui non vedo grandi eserciti, con queste 2 legioni fare il giro e attaccare questa con 3 legioni, o addirittura forse è meglio con 2 e una se ne sta leggermente tipo in questa zona per prevenire eventuali attacchi a siga, perché qua c'è qualche esercito, tipo questo da 12 potrebbe darci un po' di noia, anche perché questo arriva, guardate, fino a qua, che è comunque un bel problema. Va bene, dai ragazzi, sono cose che vedremo nel prossimo gameplay. Fatemi sapere se... No, non vi chiedo niente, ragazzi, perché attaccare qua è un suicidio e noi abbiamo le legioni qua dietro. Quindi questa decisione l'ho già presa io. Ci vediamo nel prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me come sempre e alla prossima. Dai, Roma!